In uno scenario in cui la scure della crisi economica si è abbattuta sulle famiglie italiane, obbligandole a scelte, rinunce e sacrifici, e la riforma Fornero ha riacceso il dibattito, Solidarietà Veneto Fondo Pensione ha pensato ai lavoratori e al loro futuro con un fondo contrattuale rivolto non solo ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato, ma anche ai coltivatori diretti, gli atipici, gli interinali e i liberi professionisti. Con il calcolo contributivo il risultato finale della pensione sarà economicamente molto più basso del vecchio sistema retributivo e quindi si impone soprattutto per i giovani la necessità di ragionare su fondi pensione integrativi e quindi una pensione complementare tipo il nostro fondo Solidarietà Veneto. Il fondo è vicino ai propri soci e alle aziende e l'adesione ad esso porta con sé numerosi vantaggi. Offre come vantaggio una previdenza complementare, abbiamo 4 linee di investimento adatte a tutte le tipologie di lavoratori e soprattutto ha il vantaggio che i versamenti vengono praticamente detratti dal sistema fiscale, quindi c'è un vantaggio fiscale. L'altro vantaggio per i lavoratori dipendenti è di usufruire del contributo azienda previsto dai contratti di lavoro. Solidarietà Veneto Fondo Pensione è nato nel 1990, uno dei più longevi in Italia, e quasi 46.000 aderenti ne testimoniano l'affidabilità e l'utilità. È un fondo che dal 2007 in poi, nonostante uno scenario particolarmente complicato sia per quanto riguarda la finanza sia per quanto riguarda l'economia, ha registrato numeri positivi sia in termini di adesioni di aziende e di lavoratori, sia in termini di rendimenti finanziari. Punto di forza è il legame con il territorio. Un legame che si esplica attraverso una rete di oltre 30 sportelli nelle sedi delle parti istitutive, di ogni parte istitutiva, e di una capacità di dialogare con il territorio fatta anche di assemblee nelle aziende, di interventi serali, fatti soprattutto nei momenti di crisi per essere vicini agli iscritti. Un progetto davvero di grande importanza, soprattutto per i giovani e per il loro futuro previdenziale. Sui giovani il nostro fondo ha messo in campo una serie di iniziative per sensibilizzare i giovani, per creare una cultura previdenziale. Ad esempio abbiamo promosso anche l'iscrizione dei familiari a carico, cioè dei figli dei nostri iscritti. Gli investimenti territoriali sono un'altra fondamentale iniziativa portata avanti dal fondo. Poiché il nostro fondo del patrimonio è costituito dai risparmi dei dipendenti e delle aziende, abbiamo ritenuto, proprio su input delle parti istitutive, opportuno mettere in campo un progetto perché una parte di queste risorse ritornino sul territorio. Per saperne di più visitate la nostra pagina Facebook oppure il sito internet www.solidarietaveneto.it.